E allora io ringrazio Sante Ciccarello per questa seconda occasione di confronto con noi, grazie soprattutto di averci ospitato a casa tua. Grazie a voi. Possiamo dirlo che siamo a casa tua. E Sante è il portavoce della comunità islamica del Friuli, meglio nota come moschea, ma noi più avanti vedremo che in realtà l'espressione non è appropriata. Noi infatti oggi discuteremo insieme su che cosa sia un centro culturale islamico, nella fattispecie discuteremo di quello di Udine. Prima però vorrei chiederti il tuo parere personale su alcuni avvenimenti che si sono consumati recentemente anche qui e che fanno ritornare in primo piano questo timore o diffidenza nei confronti di un Islam percepito come una minaccia all'Occidente. Abbiamo avuto venerdì scorso un dibattito pubblico in cui alcuni toni si sono levati con una certa preoccupazione. È venuto Mahdi Allam qualche giorno prima e ha ricordato a tutti noi che bisogna diffidare da certi interlocutori e sceglierne altri, solo quelli che condividono certi valori. Insomma, c'è un dibattito molto acceso su cosa sia l'Islam e l'Islam in Europa. L'Islam oggi è qui al tavolo, a chi meglio se non a te chiederti che cosa teme secondo te questo territorio, Udine o l'Europa? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. In nome di Dio clemente e misericordioso, credo che bisognerebbe chiedere alla gente che ha questi timori perché ha questi timori e quali sono questi timori, ma in generale mi sembra che i miei concittadini non musulmani in generale non abbiano grossi timori. Possono avere delle diffidenze, alle volte sono anche giustificate, alle volte meno, alle volte sono alimentate dai mass media, ma che ci sia una paura diffusa, questo assolutamente non lo vedo nella nostra società e mi auguro che non ci sia nemmeno nel futuro, benché vi sia chi tenti di creare o di alimentare questi timori. Ma è sufficiente guardare, io credo, ai problemi che tutti noi viviamo per verificare se effettivamente i problemi della droga, dell'alcolismo, degli incidenti sono più o meno importanti del problema cosiddetto immigrazione o nella fattispecie della presenza islamica a Udine, in Friuli o in Europa in generale. Quindi direi che si tratta di guardare alla realtà in modo un po' più oggettivo, un po' meno emotivo e non dare troppo ascolto a quelle sirene che vorrebbero suscitare in noi paure che ritengo immotivate. È vero però che delle diffidenze esistono ed è vero che alle volte sono anche motivate da fatti concreti, reali, da episodi più che da realtà diffuse. E però occorre che attraverso il dialogo, l'incontro, la conoscenza, l'avvicinamento fra le persone diverse in alcune cose, se non in tutte, si possano dissipare appunto quelle nebbie che impediscono di vedere la realtà per quella che è. La realtà è molto più semplice alle volte di quella che viene rappresentata. Le differenze sono molto più tenui di quelle che qualcuno vorrebbe farci credere. E quindi penso che quale occasione migliore, come questa ed altre spero, per parlarci, per dirci quello che siamo, quello che vogliamo, quello che sono i nostri sogni. Scopriremo spesso, mi capita sempre più spesso di scoprire che i miei sogni non sono molto diversi da chi non è musulmano, che le mie speranze e anche le mie paure sono molto spesso le stesse identiche del mio vicino di casa o del mio collega di lavoro o dei miei parenti che non sono musulmani, non ancora, o di tutti quegli amici che vivono insieme a me in questa città, in questo territorio. Ecco, in effetti nella nostra conversazione fuori onda abbiamo sottolineato come forse un certo deficit di conoscenza reciproca è alla base delle incomprensioni o delle diffidenze o delle paure, chiamiamole come vogliamo. A Udine, è una città piccola, relativamente piccola, a Udine
probabilmente motivo per continuare a nutrire queste incomprensioni non ce ne sono, e in effetti incontrarsi anche nel centro culturale islamico può essere un buon passo in avanti. Sì. Cos'è, a questo punto ti chiedo, il centro culturale islamico, collocando naturalmente questa discussione in via del Vascello? Sì, dunque in via del Vascello 12 esiste la sede unica per il momento, fra un po' sarà una delle due, in cui i musulmani e le musulmane si ritrovano qui in città, a Udine. È un posto dove ci troviamo non soltanto per fare la preghiera, noi preghiamo 5 volte al giorno, non è obbligatorio venire a fare la preghiera tutti insieme nello stesso luogo, però è estremamente raccomandato, quindi è un'opportunità per chi riesce, può e desidera assolvere a questa raccomandazione di trovare appunto un luogo dove lo si possa fare insieme. Naturalmente c'è l'obbligo, ancora una volta per chi ne aveva le possibilità, questo sì, di pregare una preghiera, quella del venerdì, metà giornata verso l'una, mezzogiorno, ma il resto delle attività non è strettamente connesso alla preghiera. Noi abbiamo una piccola biblioteca dove teniamo testi soprattutto religiosi, ma non solo. Abbiamo un luogo destinato soltanto per i bambini, dove non soltanto vengono a imparare il Corano, anzi purtroppo non lo imparano quasi mai, ma vengono più spesso a giocare. Abbiamo una stanza dedicata esclusivamente alle nostre sorelle, alle donne, dove vengono, non lo so di cosa parlano, temo che parlano non soltanto di religione, ma anche di le chiacchiere normali che fanno tutti gli esseri umani, non solo le donne. E quindi è un luogo di ritrovo in cui si cresce non soltanto dal punto di vista strettamente religioso, ma anche come persone, come cittadini. Molto spesso il centro funge anche da riferimento per chi ha delle difficoltà di tipo linguistico, chi non conosce ancora la città, chi non sa dove sono dislocati i vari uffici, chi non conosce ancora come rapportarsi con le istituzioni. Quindi è un centro che funge non soltanto da punto di riferimento spirituale, ma anche più in generale sociale, pubblico. Riesce questo centro a coinvolgere le attività e gli interessi di persone molto diverse, sia dal punto di vista etnico che dal punto di vista di appartenenza sociale e di estrazione. Quindi è un centro dove facciamo attività che direi sono sociali e culturali al tempo stesso, oltre che religiose. Questo è più o meno quello che il centro fa. Quello che vorrebbe fare molto di più. Una delle cose, ricollegandoci a quanto dicevamo prima, che vorremmo fare è quello di aprire il centro non soltanto ai musulmani, ma anche ai non musulmani. Questo in teoria esiste già. Chiunque può venire oggi, come ha fatto il professore Orioles, ma come può fare chiunque, a venire a stare insieme a noi un minuto, un'ora, quanto uno desidera, per vedere effettivamente cosa stiamo facendo, per conoscere altre persone, per dialogare, per fare domande. È una cosa alla quale però non abbiamo forse dato quella spinta necessaria, quell'importanza che la cosa richiede, di modo tale che francamente fino ad ora abbiamo ricevuto poche visite. No, forse abbiamo qualcosa in mente che sorprenderà la città. Ecco, io posso testimoniare, peraltro, perché per venire qua sono passato là davanti e la porta era aperta. È vero che probabilmente pochi interpretano questa porta aperta come un invito, per i motivi che appunto cercheremo di esplorare nel corso dei nostri incontri. Io ti vorrei chiedere, da un punto di vista giuridico però, il centro culturale ha un suo statuto proprio, che identità ha formalmente? È un'associazione? Dunque è un'associazione culturale, non è un'associazione religiosa, come il centro stesso, perciò noi non lo chiamiamo moschea, sia perché non ha la forma di una moschea, ma sia perché non vuole essere semplicemente un luogo di preghiera. È un luogo in cui anche si prega, ma anche si fanno altre attività, ho detto quelle più strettamente culturali, con la presenza di una piccola biblioteca, quelle più conviviali, sociali, come incontri, pranzi, scambi di opinione. E in questo senso appunto il centro vorrebbe essere aperto non soltanto con una porta che fisicamente già è aperta, ma anche con una disponibilità maggiore da parte nostra nel ricevere, accogliere quanti desiderano venire, anche con un atteggiamento critico nei nostri confronti. Non c'è nessun problema. Chi vuole capire
e chi vuole fare delle domande e chi vuole cercare di dare delle risposte anche alle proprie paure, se posso dire così, o alle proprie diffidenze, è assolutamente il benvenuto, ha tutto il diritto di venire.